Allora, Mario De Solis, tu sei l'ideatore di questo premio importantissimo a Momoiada che è giunto già alla quinta edizione. Sì, sì, Il sono io, premio, sono io. il premio si chiama Sistima, Si cioè cosa vuol stima. dire? Come ti è nata questa idea? Stimare una persona, io ti stimo. In sardo si narra gai, io ti stimo. Prima si narrava da io ti stimo una persona. E abbiamo deciso di darlo a una donna, perché la donna nel contesto nostro barbaricino io parlo della Barbagia, ma soprattutto in Sardegna, poi sul continente Gesù, non lo Sì, so come la ma pensa l'idea con loro. quando ti è nata? Come ti è nata? È nata 5 anni fa, ma così per scherzo. Così per scherzo, poi piano piano approfondendo le cose, dallo scherzo È viene diventata qualcosa di una cosa buono. molto seria, insomma. Esatto, viene qualcosa di buono. Vuoi velocemente dirci chi avete premiato nel corso di questi Allora abbiamo anni? premiato il primo anno Maria Giovanna Chierchi, il secondo anno Maria Luisa Cungiu, il terzo anno Anna Maria Puggiuni. Poi abbiamo deciso, perché vedevamo che stava prendendo passo, di cambiare un po' rotta, come l'anno scorso è stata premiata Simona Michela, che è un'allevatrice di mucche, come sono un allevatore io. E quest'anno abbiamo preso il caso che poi ce l'avevamo qua in paese, ce l'avevamo qua in paese, a volte le cose che abbiamo vicine non riusciamo non ad apprezzarle, perché in questo caso, poverino, se non vadete a apprezzare, e se sta un disaccatto, e se sta un disaccatto, però vedi, sono molto contento. E comunque ha avuto un riscontro di pubblico non indifferente. Ma sono contento, ma soprattutto non per me, per loro, perché se lo merita sia l'avvocatessa Anna Maria e sia per Vanessa perché Giuliana Guerrao, noi più di fare festa adesso e più di dargli un premio, però le sofferenze che hanno sì, che ha avuto Vanessa, le sofferenze che ha avuto Vanessa sicuramente saranno, noi oggi stiamo festeggiando, però poverina, adesso si rissa su Olao, quello che è passato. Fionende, di stimare, cioè, forse bisognerebbe andare a comprendere anche quella che si chiama in genere, come quando se ne sa tanto, la etimologia, no? Istimare, ma stimare sembrerebbe quasi quasi temere, però istimare è come è Una equivalente persona da ammirare, Io ti amo, Deo di Gazzoene, Deo miro, ti stimo, di e stimo. poi c'è un'altra, la chiudiamo qui perché stiamo andando a mangiare. Estimamos quanto pesamos in duoso. Ecco, per esempio, quanto stimare a occhio, quanto peso io e quanto pesi tu. In un atto d'amore.